Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muri qua, vis-à-vis, questi... Sì, c'hanno i muri che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Ah, là là. C'hanno? Dimmi. Hai inteso? No, ma cosa? È cascato qualcheduno? No, quello. No. È che prima ho inteso la notizia al Gazzettino che fanno la uovo via. Ma cosa? Fanno una via nuova? No. Ma gli cambiano il nome a una strada? No, Cosa allora? Qua in città? Dove? no, non è una via strada di quelle per gli auti. Ah no? E allora cosa? È una via tipo funivia, filovia, ma no come una corriera, tipo quelle che si ciappa in montagna, così va a sciare. Ah beh, adesso ho capito tutto. Ma scusa, è qua a Trieste? Ma sì, che dovessero fare in teoria. Ma, sì, ma per andare a sciare dove? Ma no, non per sciare, è che hanno messo tanta pila per sta roba che da città ti porta per aria fino per le alte. Ma cosa? Il tram allora? No, il tram, impiccati per aria su una corda. Su una corda? Sì, e ti zuccano su in un quello. In un quello? Sì. Ma scusa, tutta sta roba per cosa? E dai, è che così si può anche andare per le alte, in osmicchia. Ma sta roba per andare in Osmicchia? Sì, Scusa, no. non si può ciappare una corriera o andare in auto? Sì, ma così è bello, vedi tutto, e anche per i turisti. Ah, non so io. Brian, a te ti piace? Tu anderesti in uovo via? Ara, gazzaccio un biglietto. E dall'altra parte... More, cosa fai? Cosa sei tutto? Loredana, non ti sei neanche immagini. Ma cosa? Ma ancora per quel benedetto Covid? Basta, dai. No, ma no, Non ti capivi niente. Poi ti sei passato tutto. no, non sei per quello. Anche se effettivamente sono ancora provato con la sposatezza. Sì, boh, ma allora cosa è nato adesso? Fa un dolore terribile. Ma dove? Cosa? Cioè, conti me. Allora, mi stavo spostando da qua del mio letto. Sì, che in teoria sarei al divano. Sì, boh, e mi sono alzato. Camore, il vento si è alzato. Non sta già in giro. No, beh. Mi stavo male, forse sarebbe da chiamare la Croce Rossa. E addirittura, ma spiegami prima, cioè, cosa è successo? Sì, mi te stavo spiegando, ma te mi hai interrotto. Sì, beh, è sempre colpa mia. Insomma, mi sono alzato e spostando il piede sinistro in avanti, che ho dato un colpo fortissimo al mobile, qua, questo. Boh, può capitare, sa quante volte mi? Sì, ma qua del mellino, un colpo fortissimo alla falange del mellino. Ma scusa, cosa sarebbe questo? Questo. Ah, ma sul mignolo del piede? No, questo non sei il mignolo è quel della man, e questo è il mellino. Il meglino, ma non sono una bestia. No è ermellino, è mellino, questo dito qua si chiama mellino. Boh, ti te sa, go capì, ma alla fine si dà un tiro sul dedo del piede. Sì, ma tremendo, terribile, è un dolore che non che auguro a nessuno. Ah, sì, guarda, neanche un parto non sai così. Sì, ma deve fare qualcosa, sarà sicuramente rotto, mi toccherà tenere il gesso chissà per quanti mesi. Sì, per 12 anni. Gian Giulio, per piacere. Adesso facciamo la Croce Rossa, ti intanto preparami il pigiama e le robe da portare in ospedale. In ospedale? Sì, perché sicuramente mi ricovera d'urgenza. Ma te dà un tiro al mobile col piede, Gian Giulio. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei... Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non è solo lui, c'è anche la Loredana, no?